Buonasera amici sportivi di Mantova TV e benvenuti a questa puntata di Tribù Biancorosse. Il sogno salvezza del Mantova è durato 25 minuti. Tanti ne sono passati dal gol su rigore di Pettarin sul campo di Busto Arsizio contro la Pro Patria alla papera di festa che ha regalato il pareggio alla Pro Patria e condannato il Mantova all'inferno dei play-out. Analizzeremo questa partita con i nostri ospiti, a cominciare dal responsabile del settore giovanile del Mantova FC, Claudio Turella. Buonasera e bentornato. Buonasera a voi. E un bentornato anche al presidente del Circolo Gianni Brera, Marco Iridile. Buonasera Marco. Buonasera, ciao. Allora, rompiamo gli indugi, vediamo subito le immagini, la sintesi della partita Pro Patria Mantova con le immagini raccolte da Gino Giacomini. Adesso dovrebbe partire il servizio. Mantova in campo a Busto Arsizio per la partita che decide un'intera stagione. Sia i biancorossi che i bustocchi della Pro Patria hanno entrambi bisogno di vincere per inseguire diversi obiettivi di classifica. Nei primi minuti è il Mantova a tentare di fare la partita, passaggio di 5 per Pietri Biasi, tiro pronto ma altrettanto pronta è la risposta di Andreoletti, il portiere della Pro Patria. C'è un tiro di Serafini pochi minuti dopo che finisce a lato di poco senza impensierire affatto festa. Poi al 22esimo il gol della Pro Patria con Giannone che scavalca con uno splendido tiro a giro il portiere del Mantova. Terzo gol in 2 partite di Giannone contro il Mantova. Biancorossi che provano a reagire, uscita sbagliata del portiere, pallonetto di Pietri Biasi e palla che finisce di pochissimo a lato, ma il pareggio nell'aria, cross di 5 e bel colpo di testa del Condor di Schio che trova così il gol dell'1-1 per il Mantova. Arriva anche la notizia che l'Entella sta battendo 3-0 il Rimini, quindi per la Pro Patria sfuma il sogno dei play-off, ma i bustocchi continuano a premere, bella parata di festa su un tiro di Cozzolino. Ancora Mantova con Pietri Biasi fa tutto bene, poi svirgola al momento buono fallendo l'occasione per il 2-1. Ancora Pro Patria prima del riposo, tiro di Giannone, festa si distende ed è via in corner. Si va al riposo con il Mantova e la Pro Patria sull'1-1. 0-0 nel frattempo a San Bonifacio tra San Bonifaciese e Bellaria, colpo di testa di 5, palla deviata in angolo dal portiere della Pro Patria. A bordo campo soffre il presidente Bruno Bompieri. Pochi minuti dopo calcio di rigore, fallo di Andreoletti su 5, batte Pettarin, spiazza il portiere, 2-1 per il Mantova. I biancorossi vedono sempre più vicina alla salvezza anche perché è ancora 0-0 il risultato tra San Bonifacese e Bellaria. Ma pochi minuti dopo il Mantova rimane in 10, secondo giallo per Bertin che trova così anzitempo la porta degli spogliatori. La Pro Patria comincia a premere, una buona occasione Mora, ma non riesce ad agganciare e la difesa del Mantova riesce a spazzare. Pochi minuti dopo, altro bel tiro da fuori area di Bruccini e festa di via in corner. Nel frattempo il Bellaria è passato in vantaggio, Viviane una palla buona ma calcia abbondantemente a lato. Altra occasione per la Pro Patria con Pantano che calcia alto di poco sopra la traversa. Ma a 10 minuti dal termine la beffa per il Mantova arriva ed è una beffa davvero amarissima. Tiro innocuo di Giannone, la palla sfugge dalle mani di festa e rotola mestamente in rete. 2-2 per il Mantova che si trova a questo punto invischiato in piena zona play out. Pochi minuti dopo la Pro Patria potrebbe chiudere, c'è una parata di festa, segna Serafini di testa ma l'arbitro annulla per un giusto fuorigioco del numero 9 Bustocco, ma in pieno recupero arriva la rete di Comi da poco entrato che segna così il gol del 3-2. La Pro Patria fallisce l'aggancio ai play off ma condanna il Mantova ai play out. Dal 20 di maggio si dovrà affrontare il Lecco per cercare di iniziare una scalata ad una salvezza che sembra molto molto difficile. La capriola di Comi fa calare il sipario sulle speranze di salvezza diretta del Mantova. Allo stadio, eravamo allo stadio a seguire ovviamente la partita, c'era anche Claudio Turella. Claudio, provare ad analizzare una partita di questo tipo non è semplicissimo visti anche gli episodi che ci sono stati. È stata però un po', ne parleremo anche nell'intervista, un po' lo specchio di tutta una stagione, cioè un Mantova che avrebbe le possibilità di poter anche condurre in porto partite anche difficili come quella contro la Pro Patria, che è un'ottima squadra, ma che poi alla fine manca sempre di quel qualcosa in più sul più bello. No, hai detto bene Nicola, cioè, a parte il fatto che io vorrei essere da tutte le parti tranne che qui a commentare questa sera. Immaginiamo. Però è proprio lo specchio perché ci si immaginava che il Mantova non doveva andare a Busto con la Pro Patria per cercare i punti di salvezza. Ne abbiamo persi troppi per strada, esatto, a prescindere da questo, però credo che sia giusto recriminare da come è avvenuta questa sconfitta, perché comunque il Mantova ha fatto secondo me una buona partita. È riuscito dopo lo svantaggio ad andare in vantaggio.
Credo che la Pro Patria, che era tutti con gli orecchi ai radiolini per sentire cosa succedeva, ha capito che 3-0, 4-1, 5-2, a un certo punto quindi non dico o non voglio neanche pensare che abbia tirato i remi in barca, ma credo che venga abbastanza naturale per dei giocatori non avere più lo stimolo per la spinta come avevano nel primo tempo. Quindi non abbiamo subito particolari situazioni nel secondo tempo, se non quel tiro dove Festa ha avuto quell'infortunio, quindi in quel momento il 2-2 a noi era già sufficiente per condannarci, non c'entrava più il 3-2, non abbiamo fatto poi un granché nonostante abbiamo visto che abbiamo provato a portare Zaninelli davanti per cercare di dare una mano, abbiamo provato a sbilanciarci perché sapevamo che pareggiare o perdere per noi contava poco perché anche noi eravamo con tutti i collegamenti da San Bonifacio. Sì, poi poco prima del 2-2 è arrivata la notizia del gol del Bellaria che in pratica insomma chiudeva. Quindi quel punto, però insomma giustamente in campo tentavi di provare a vincere, però dopo anche la sostituzione di Pietriviasi, finiti i cambi in 10 giocatori, è stato un po' puerile il discorso di Bertin che ha preso una munizione a centrocampo, anzi tutte e due a centrocampo praticamente, quindi un difensore che si fa ammonire 2 volte a centrocampo, non lo so, probabilmente il ragazzo era anche un po' agitato perché tornava nel campo dove ha giocato tutto l'anno scorso, quindi probabilmente anche questo può darsi che abbia influito, però io credo che sia giusto da parte della società, ma soprattutto dei tifosi, recriminare su questa sconfitta, perché oggi tornavi da Busto Arsizio, era finito il campionato, potevi mettere le basi per il prossimo anno, invece c'è speriamo quantomeno, da lottare fino al 10 di giugno, perché i primi 2 turni 20 e 27, se passi questi 2 turni vai a fare gli altri 2 turni e speriamo di riuscire a farli con tutta la tribolazione possibile e immaginabile, speriamo di riuscire a salvare questa categoria, insomma. Poi magari parleremo anche di quelle che possono essere anche le implicazioni future sulla programmazione, perché effettivamente il campionato del Mantova, mentre per tante altre squadre finisce oggi, il campionato del Mantova finirà, se tutto va bene e speriamo che finisca bene, il 10 di giugno, e quindi ci saranno anche delle altre cose da analizzare. Marco, Claudio accennava tra gli infortuni di oggi, il più evidente chiaramente è quello di Festa, la parata mancata, la papera del 2-2. Però forse a monte c'è stata un'ingenuità grossolana da parte di Bertin, al di là che forse la seconda ammonizione poteva sembrata un po' troppo severa. È anche stato lì lo specchio di un Mantova che non riesce a gestire un vantaggio neanche quando l'ha appena acquisito, perché l'espulsione è arrivata 2 minuti dopo il gol di Pettarin. Guarda Nicola, io vorrei parlare con il linguaggio della verità, perché secondo me nasconderci anche dietro a delle convenzionalità non servirebbe a nulla. Quest'anno ricordiamoci che il Mantova, la sessione invernale del mercato, prevedeva l'innesto a metà campo di 2 giocatori che dovevano trasformare il centrocampo, era Dalla Bona e Maschio. Sono 2 giocatori che per motivi di diversa natura, uno che probabilmente non è in condizione, uno che è venuto qui da noi più infortunato che sano, che altro, è venuto a mancare come dire, il perno centrale in termini di gioco, sia in fase difensiva che in fase di rilancio. È talmente vero quello che sto dicendo che se analizziamo bene anche i gol che sono stati fatti oggi e anche nelle occasioni nelle partite precedenti, sono grazie ai salti a scavalcare anche il centrocampo, quindi lanciare subito le punte, o altrimenti attraverso le fasce. Non è un caso che gli allenatori che sono succeduti da Graziani a Valigi a Frutti hanno cercato di robustire molto la difesa, anche con A5, per cercare di avere chiaramente in termini delle fasce laterali e cercare di sopperire un centrocampo che è fatto solo e esclusivamente di dinamismo. Quindi il discorso, secondo il mio punto di vista, la pecca diciamo tattica che quest'anno c'è stato, anche con squadre abbordabili, è stato che nel momento in cui hai un risultato, il centrocampo, che dovrebbe accorciare, allungare a seconda come dire, dei momenti salienti della partita, non è riuscito a fare, e anche oggi si è ripetuto la medesima situazione. Sono d'accordo con Claudio che c'è una grande adesso difficoltà perché i payout sono un po'
Esatto. Vince non la squadra più forte, ma la squadra che sta meglio, Esatto, la squadra che è in condizione, e quindi lì adesso si tratta di capire se si riesce a recuperare, soprattutto dal punto di vista psicofisico. Questo ce lo auguriamo. Intanto diamo un'occhiata ai risultati dell'ultima giornata della, chiamiamola regular season, del girone A di Lega Pro Seconda Divisione. Tra un po' dovrebbe partire la grafica. Intanto ricordo ai tifosi che volessero intervenire in diretta che possono farlo chiamando lo 0376 246320 o lasciando un messaggio sulle pagine Facebook di Tribù Biancorossa e Mantova Football Club. I risultati di questa giornata dovrebbe essere partita. Credo che sia partita dovrebbe partire la grafica della classifica. Eccoli qua i risultati. Allora, a Borgo Buggiano, San Marino, Borgo Buggiano 2-1, Cuneo Savona 4-3, Giacomense Pongi Bonsi 2-2, Lecco Alessandria 2-1, a Montichiari Treviso batte Montichiari 3-2, Propatria Mantova 3-2, a San Bonifacio Bellaria San Bonifacese 1-0, Sant'Arcangelo Casale 1-1, Valenzana Renate 2-2, Virtus Entella Rimini 6-2. Diamo un'occhiata alla classifica. Il Treviso, malgrado i 2 punti di penalizzazione, e il San Marino arrivano ai primi 2 posti della classifica e quindi guadagnano l'accesso alla prima divisione. Cuneo, Casale, Rimini e Virtus Entella accedono ai play-off. Ai play-out Mantova e Lecco. Il Lecco ha operato il sorpasso sul Montichiari, che quindi retrocede direttamente in Serie D assieme alla San Bonifacese e alla Valenzana. Claudio, io so che non ami molto magari questi discorsi qua, perché in realtà un campionato, tu dici, è fatto di altre 19 squadre e tutte le partite hanno la loro difficoltà, però effettivamente pensare che nei primi 3 posti della classifica c'è una squadra che hai battuto 2 volte, una squadra contro cui non hai mai perso e un'altra che hai battuto, la quale comunque hai ottenuto 3 punti, fa pensare che questo era un campionato, se non da playoff per il Mantova, ma perlomeno da campionato tranquillo. No, io sono pienamente d'accordo, tant'è che in settimana ne parlavo con amici e ho detto quasi quasi sono contento che andiamo a giocare contro la Pro Patria, perché noi i punti li abbiamo fatti con le squadre che sono prime in classifica in questo momento, quindi probabilmente a questo Mantova risulta più facile giocare con squadre di alta classifica piuttosto che con squadre... Anche per limiti di gioco? Cioè il fatto che magari non essere costretto a fare la partita permette al Mantova di poter dare il meglio di sé, di tirare fuori altre caratteristiche. Ma potrebbe essere, Nicola, cioè, noi abbiamo vinto, è vero, abbiamo vinto anche qualcuno, però abbiamo vinto una partita che in termine si può dire rubata, no? Cioè, però abbiamo dei giocatori... Rubata sportivamente, ecco. Sì, perché, certo, in quel senso. Sì. No, in quel senso. Abbiamo degli attaccanti rapidi, in questo momento sono anche in forma, perché 5 fa gol, Pietriviasi fa gol, non dimentichiamo Franchi, che è un giocatore che ha delle qualità importantissime per questo Mantova, non dimentichiamo neanche Del Sante, che per il suo tipo di gioco aereo qualche palla la butta dentro, quindi diciamo che la sostanza di questa partita, di questa battuta d'arresto fatta con la Pro Patria va a significare un po' tutto il campionato che abbiamo fatto, cioè noi abbiamo perso punti per strada in un modo incredibile e nel momento che c'era da lottare abbiamo tirato fuori le unghie. Io mi faccio una domanda abbastanza frequente, dico, ma la squadra che ha battuto il Treviso in casa 3-0, sì, la prima partita che c'era Frutti sulla panchina e Boninsegna l'ha copiata, abbiamo dominato, cioè o l'abbiamo comprata nettamente, cioè, dico una battuta così, sì, tanto certo, concedimela, certo, perché certo, o l'abbiamo comprata ma l'abbiamo dominata su intensità, su ritmo. Non sbagliavamo quasi anche niente. Perché se ti ricordi il contrasto era molto stridente tra la prestazione col Treviso e quella abulica di una settimana prima a Savona dove avevi perso 1-0, dove eravamo stati inguardabili, cioè un cambio di una settimana che non può essere attribuito solo all'allenatore pur con tutti i meriti di Sauro Frutti. No, infatti né all'allenatore né a Roberto Boninsegna, che immagino abbia detto la sua col carattere che ha Roberto, certo, dentro nello spogliatoio, però siamo passati per la prima volta ad un 4-4-2, quindi probabilmente quello sembrava il modulo vincente, diciamo, sotto un certo aspetto, un 4-4-2, abbiamo dominato il Treviso. Ci siamo ripersi, cioè io quella squadra lì non l'ho più vista, quindi il mio rammarico più grosso è: sono cosciente e convinto che non abbiamo la squadra da playoff o da vincere il campionato, ma sono altrettanto cosciente e convinto che non abbiamo la squadra per essere qui a sudar fatica, come si dice in Toscana, fino al 10 di giugno. E la motivazione me la dà la partita con il Treviso. Dico, quella squadra lì dove è finita? Vogliamo anche aggiungere qualcosa di tattico e di tecnico, quel modulo lì dove è finito?
Cioè, uno può farsi 1 milione di domande ed avere 0 risposte o 7 milioni di risposte, no? Però io sono rimasto estasiato quando ho visto quella partita, bene o male, vedrai che finalmente qualcosa. Marco, il carisma di Roberto e il fatto che Sauro Frutti fosse importante, perché Sauro ha fatto tutto l'anno scorso il secondo ad Archimede Graziani, è partito quest'anno con Archimede Graziani, quindi conosceva a menadito tutti i giocatori, e che si fosse optato per questo tipo di scelta anche tattica, se vogliamo, con giocatori nei ruoli secondo me adatti e idonei per loro, abbiamo dominato una partita. Sì, anche perché, poi magari ti chiedo anche un'altra cosina Marco, che un po' mi preme proprio sul discorso di quello che è mancato a centrocampo. 3 giorni dopo il Mantova incontra l'Alessandria, pur stanchissimo riesce a strappare un pareggio contro una squadra molto forte senza in pratica rischiare quasi niente, anzi, cioè, portando via un pareggio meritato. Cioè, quindi sembrava veramente che la strada fosse quella giusta. Io però ti chiedo adesso, Marco... Ma volevo solo dire una cosa, perché mi piace anche quando qualcuno fa dei ragionamenti di calcio come ha fatto Marco, dire sono pienamente d'accordo, cioè il fatto del centrocampo. Questa è una situazione dove non posso tirare la croce addosso alla società, perché la società lo sforzo economico per maschio e Dalla Bona l'ha fatto. Per Dalla Bona li ha fatti. Se poi questi giocatori sono arrivati non in condizioni idonee, oppure per certi tipi di situazioni particolari non hanno potuto dare le loro prestazioni come la società avrebbe voluto, qui c'è da farsi sì una domanda. Si sapeva prima che erano messi così, non si sapeva prima, finché vuoi, ma la società ha dimostrato il massimo della volontà nel fare uno sforzo in quel determinato ruolo. Sono venuti a mancare 2 giocatori fondamentali, quantomeno ritenuti tali dall'inizio. È abbastanza normale che noi abbiamo sofferto per un tot, o quantomeno fino al mercato di gennaio, che poi con la speranza di rimettere a posto le cose, però non dimentichiamo che Maschio finalmente recuperava dagli infortuni, quindi si ipotizzava che Maschio fosse il primo acquisto importante per la squadra, che Dalla Bona si fosse messo piano piano nella condizione atletica per poter dare una mano, quindi era il secondo acquisto, e di conseguenza poi se nel giro di una partita li abbiamo ripersi tutti e 2, sì, purtroppo ci sono stati tanti fattori che si sono diciamo incastonati male in questa stagione. Però il centrocampo, do ragione a Marco, è un punto fondamentale quest'anno per la classifica. Lo abbiamo ribadito, guarda, sembravamo quasi anche dei cattivi profeti fin dall'inizio della stagione, invece alla fine purtroppo si è verificato in maniera negativa. Ma oltre al centrocampo, Marco, prima magari di andare in pubblicità, una piccolissima analisi, è mancato anche qualcuno di quelli che componevano la spina dorsale della squadra? Cioè l'anno scorso il Mantova aveva una spina dorsale composta da Bellodi, Spinale, Zaninelli e Franchi. Bellodi a metà campionato ha deciso di ritirarsi. Zaninelli è tutta la stagione che va avanti stringendo i denti, Spinale anche lui sta giocando tutte le partite, e Franchi, ahimè, non ha offerto il rendimento uguale all'anno scorso. È mancata la spina dorsale. Guarda, visto che questa trasmissione è all'insegna della provocazione intelligente, chiaramente, allora io ne lancio un'altra. Secondo il mio punto di vista, una squadra che ha il dovere di costruire le sue fortune partendo da una difesa, diciamo, solida e da un tipo di modo di giocare guardingo, cercando anche di mettere in risalto alcune caratteristiche, ad esempio Franchi, che nell'1 contro 1 può andare a saltare l'uomo. Io ritengo che la scelta di Bellodi sia stata una scelta quantomeno discutibile. Allora, perché? Perché il rischio è che si vada a bruciare 2 portieri di belle speranze, che inevitabilmente, chiaramente, qualche sciocchezza la possono anche commettere, ma se li tuteli questa sciocchezza diventa limitata. Se invece come oggi questa sciocchezza diventa determinante, il rischio è che questi portieri si fa fatica anche a recuperarli, perché per un portiere non è come un altro giocatore, è fondamentale il recupero, la serenità di carattere psicologica. Quindi secondo me anche su Bellodi c'è stato anche a metà campionato una scelta un attimino un po' avventata. Anche la situazione di classifica, tenendo conto che erano entrambi debuttanti, anche perché un errore con la classifica che avevamo veniva amplificato a dismisura. Come ultimo, in questa trasmissione avevamo detto, io vedevo sempre Franchi come dietro le 2 punte, nel senso che magari libero di poter, proprio per il gioco di sponda da parte dei 2 attaccanti, entrare dentro anche l'area e fare anche dei gol pesanti
ci ha accontentato ad intermittenza, nel senso che qualche volta è riuscita a sfruttare queste caratteristiche tattiche. Ma non sempre. Ma non sempre. Ma non sempre. Continueremo ad analizzare Pro Patria Mantova e anche le prospettive future di Mantova, poi sentiremo anche qualche voce dagli spogliatoi nella seconda parte di Tribù Biancorossa. A fra poco, dopo qualche consiglio per gli acquisti. Rieccoci in studio per la seconda parte di Tribù Biancorossa. Prima di sentire l'intervista a mister Sauro Frutti, una considerazione che giro a tutti e due i miei ospiti. Visto l'andamento della partita e visto il Mantova che era rimasto in 10, sono stati effettuati dei cambi che sentivo anche un po' in tribuna tra qualche tifoso che rappresenta, avevamo fatto un po' discutere. Soprattutto la scelta comunque di lasciare su comunque le 2 punte per tutta la partita e diciamo i cambi nel momento in cui sono stati effettuati e come sono stati effettuati da mister Sauro Frutti. Come si poteva gestire meglio questa emergenza, Claudio, oppure insomma, Frutti ha fatto una scelta che, per quanto opinabile, alla fine insomma, non ce n'erano poi molte altre? Beh, quella della contestazione in tribuna, io sono d'accordo con Sauro Frutti, non con il contestatore, perché è vero che viene espulso un difensore, è altrettanto vero che in questo ultimo momento stiamo giocando a 5, quindi giocando a 5 non se l'è sentita di provare a cambiare un certo tipo di modulo, ha preferito tenersi coperto, quindi io ho apprezzato moltissimo quando Sauro ha tolto un centrocampista per lasciarmi le 2 punte, perché le 2 punte insieme sono pericolose, da sole, l'abbiamo visto anche nel quarto d'ora che ha giocato, da solo 5 può far poco, perché una spizzata di uno può essere utile per l'altro, che sono tutti e 2 rapidi, quindi è difficile marcare 2 attaccanti rapidi. E tenersi un cambio per un attaccante, cioè cambiare un attaccante con un attaccante? Ecco, se proprio vuoi che ti dica, poi il cambio di Pettarin è stato tra virgolette obbligatorio perché si è fatto male, quindi certo, Versi era il giocatore ideale di quelli che c'erano in panchina per poter... Probabilmente, ecco, io avrei aspettato ancora qualche minuto in più piuttosto che giocarmi l'ultimo cambio a un quarto d'ora dalla fine con un centrocampista, che secondo il mio modo di pensare il calcio significava, se in un qualsiasi modo prendo un gol, forse non ho più la forza e la potenzialità per poter andare a recuperare e vincere questa partita. Quindi come ho apprezzato il mantenere le 2 punte e non fare come succede di solito, giù una punta e dentro un centrocampista o un difensore che andiamo a coprire, che è la cosa tra virgolette logica in un certo senso, no? Perché stavamo anche vincendo, quindi poteva anche essere di una logicità spaventosa. Il calcio è bello perché noi diciamo una cosa ma poi se ne avvera immediatamente un'altra, quindi non esiste mai la controprova, però visto che ha avuto il coraggio di mantenere le 2 punte, se io devo fare un appunto in amicizia a Sauro, l'appunto è quello di dire avrei aspettato ancora qualche minuto in più da arrivare verso i 5, 6, 7 minuti finali e non nei 15 più il recupero eventuale che sono 20 minuti, perché in 20 minuti so che gioco contro la Pro Patria, può succedere che indipendentemente dall'infortunio del portiere possa prendere un gol, prendo un gol su calcio d'angolo o su punizione o cosa, sono 2-2, io so che devo vincere perché il pareggio non mi serve e per vincere ho bisogno del potenziale. Il potenziale significa Franchi o Del Sante, che sono 2 punti in panchina che non posso più utilizzare perché ho già effettuati 3 cambi. Marco, queste considerazioni che ha fatto Claudio, ti ci trovi soprattutto su questo discorso di non essersi tenuto un cambio di un attaccante per un'eventuale emergenza finale che poi si è verificata? Probabilmente, interpretando le scelte del mister, era quello di tenere la squadra comunque alta, cioè quello di non abbassarsi, non avendo chiaramente delle capacità difensive partendo dalla metà campo straordinarie, quindi tenersi alto per fare in modo che la Pro Patria si scoprisse e quindi punirle al limite in contropiede. Io ho lanciato diverse volte anche qua una provocazione tattica. Mister Di Carlo, quando vedeva che la squadra non era al 100%, umilmente ha affrontato anche gli avversari e ha vinto anche 1-0 col 4-4-1-1 con Caridi dietro la punta che poteva essere Graziani, che con una schizzata poteva entrare dentro l'area di rigore e segnare il gol. Quindi l'auspicio che io dico è che la squadra sia coperta sia in termini orizzontali, cioè quindi che copra tutto il campo e quindi non ci si vergogni anche a giocare in maniera chiaramente che sia il più efficace possibile. Esteticamente non bella, anche, però... Anche in termini, anche lasciando stare l'estetica, perché poi nel calcio, come dicevamo prima, anche fuori onda, non c'è la controprova. E quindi il risultato è quello che fa da padrone. Allora, abbiamo fatto qualche considerazione sulle decisioni di mister Sauro Frutti, adesso sentiamo l'intervista al mister biancorosso.
Poco da dire per questa sconfitta, questa volta addirittura degli episodi che hanno dell'incredibile, un episodio che ha dell'incredibile soprattutto. Beh certo, la partita secondo me l'abbiamo impostata molto bene, anche nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto diverse palle gol, secondo me abbiamo fatto una buona partita fino a quando si è rimasti in 10. Non ho capito l'animosità del loro allenatore che continuava a incitare i propri giocatori. Io posso capire tutto, ma sapendo che l'Entella vinceva 5-2 e continuare a incitarli in quella maniera lì, va bene, è giusto così. Adesso niente, c'è tanta amarezza, c'è anche un po' di delusione perché la partita l'avevamo fatta direi in maniera perfetta fino all'espulsione di Bertin e dopo purtroppo c'è stato anche un po' l'infortunio sul secondo gol. È chiaro che i ragazzi, però vi dico sinceramente che non pensavo un'animosità del genere. Va bene, il calcio è una ruota, gira. Adesso dobbiamo un attimino fare mente locale, dobbiamo un attimino rasserenarci perché gli animi sono anche troppo riscaldati, anche perché questi ragazzi qui anche oggi hanno dato l'anima, hanno giocato con generosità, con spirito di sacrificio. Ce l'avevamo quasi fatta, purtroppo gli episodi ancora una volta ci hanno penalizzato. Adesso ci ritroviamo martedì, ricominceremo a lavorare e sono convinto che questa squadra qui, se gioca in questa maniera qua, si salva. Provate a pensare, rimanere in 10, è chiaro che abbiamo dovuto anche fare degli accorgimenti tattici diversi. E poi dopo ci si è messo anche purtroppo il secondo gol che ha complicato tutto. Mister Sarrofrutti in parte un po' anche ha risposto alle considerazioni che abbiamo fatto, chiaramente l'espulsione lo ha costretto un po' anche a stravolgere magari anche un po' i piani che aveva in mente, ha fatto riferimento un po' anche allo spirito di abnegazione di alcuni giocatori, abbiamo visto nelle immagini precedenti Marco Zaninelli con una vistosa fasciatura alla fronte per uno scontro di gioco avvenuto tra l'altro dopo pochissimi minuti. Zaninelli ha tentato nel finale anche di proporsi come centravanti, non è servito a nulla. Abbiamo sentito Marco Zaninelli subito dopo la partita, disponibilissimo come sempre, ecco l'intervista. Ci abbiamo provato fino alla fine, abbiamo commesso ancora degli errori, gli ennesimi errori e quindi insomma è durissimo. Dobbiamo raccogliere in qualche maniera le forze per ricominciare e giocarci fino alla fine. Abbiamo dimostrato alla fine, abbiamo dimostrato anche oggi che possiamo giocarci con tutti, però non possiamo continuare a fare sempre gli stessi errori. Tutto l'anno continuiamo sempre a fare degli errori e tutto il resto. Quindi non so neanche cosa dirvi più di tanto. No, purtroppo non l'ho mai vissuta un'esperienza del genere. È durissima, però insomma non molliamo perché possiamo ancora salvarci. Purtroppo siamo qua ancora a bastonarci e frustarci da noi, però possiamo ancora salvarci. Adesso cerchiamo di staccare questa settimana, ripartire, alleniamoci bene questa settimana, ma è un momento difficile, cerchiamo di staccare, poi ripartire con la settimana prossima convinti di potercela fare. Cioè, l'avete vista meglio di voi, sicuramente l'avete commentata, noi ci abbiamo provato fino alla fine e poi ci hanno condannato degli errori, insomma. Piccola parentesi che apriamo, l'aveva accennato mister Sarrofrutti sull'animosità dell'allenatore della Pro Patria. Io faccio un applauso un po' ironico allo sportivissimo pubblico di Busto Arsizio, ci sta a perdere contro la Pro Patria, ci sta l'impegno che la Pro Patria ha messo in campo nonostante fosse condannata a non poter disputare i play-off, perché comunque ha interpretato la gara nel modo giusto. Effettivamente vedere comunque dei tifosi della Pro Patria tifare per una sconfitta del Mantova non è stato un bello spettacolo, è una cosa che non riusciamo a capire, tifosi e non solo, ecco, e ritengo chiusa la parentesi. Marco, tra le varie cose che ha accennato Sarrofrutti, lui non si aspettava però tutta questa foga da parte della Pro Patria quando ormai si sapeva che l'Entella, vincendo Corrimini, l'aveva mai cacciata fuori dai play-off. Forse anche quello ha influito nella sconfitta, il fatto che il Mantova sotto pensasse in ogni caso la portiamo a casa perché comunque questi sono spacciati, non vanno più ai play-off e quindi potremo vincere. Beh, se ha pensato questo... Non tanto Frutti, credo i giocatori in campo. I giocatori è un pensiero infantile perché comunque quando si gioca il calcio si gioca con la lealtà sportiva e devi portare il risultato indipendentemente da tutto. Poi, siccome non sono chiaramente, come si suol dire, nato ieri, ma so le dinamiche che ci sono in questo modo, probabilmente
all'interno anche della Pro Patria ci saranno state anche delle motivazioni che io non so, anche di carattere irrazionale, che hanno spinto a, come dire, a sovraeccitare anche gli animi, anche se i risultati che arrivavano dalle altri campi non lasciavano neanche molta speranza neanche a loro. Però questo insegna ancora di più che vai a giocare i play-out e devi star bene con la testa e con il fisico. Quindi questa è una dimostrazione, perché ci sono diverse tappe della Via Crucis e quindi bisogna chiaramente addestrarsi e addentrarsi in questo ciclo di partite con la testa e con la condizione quella più ottimale, non cadere nelle provocazioni, perché ricordiamoci che comunque ci chiamiamo sempre Mantova e che comunque abbiamo un blasone, che comunque abbiamo un nome, esatto. E quindi abbiamo chiaramente nelle stagioni anche scorse lasciato degli strali che possono essere positivi ma possono essere anche negativi, quindi bisogna essere solo esclusivamente consapevoli di noi e stop, e non andare a tirar fuori anche altre giustificazioni che, ripeto, possono essere classificabili come situazioni anche limitate, becere, tutto quello che si vuole, però che non giustifica la sconfitta e non giustifica l'annata che hai fatto. Claudio, stessa considerazione sull'impegno della Pro Patria. Tu da giocatore mi insegni che quando un vero giocatore va in campo non ci sta a perdere neanche un amichevole. La Pro Patria forse voleva anche dimostrare, visto quello che è successo con Lentella, noi comunque il nostro dovere l'abbiamo fatto fino in fondo, cioè nel senso noi comunque la vittoria l'abbiamo portata a casa, se a Chiavari fosse finito in un pareggio saremmo finiti nei playoff, forse anche quello li ha spinti magari a dare il massimo fino alla fine. Ma no, non mi trovi d'accordo fino in fondo, sono d'accordissimo sul fatto che nessun giocatore abbia pensato che la Pro Patria dovesse regalare qualche cosa, anche se immagino che in cuor suo ognuno abbia sperato questo dei giocatori che c'erano in campo, ma la concentrazione di una partita va al di là di queste cose, perché altrimenti non sei più concentrato. Le radioline fuori devono servire per animarti, per dire dai che ce la facciamo, non per dire adesso questi qua c'è Lentella che sta vincendo 5-2, questi qua tirano i remi in barca. Esatto. Nella mia premessa, se ti ricordi, ho detto l'impressione mia, quindi ho risposto prima a questa domanda, l'impressione mia è che nel secondo tempo che Lentella vinceva 3-0, questi siano venuti fuori molto meno motivati rispetto a come avevano giocato il primo tempo. È successo quel patatraglì del gol a 10 minuti dalla fine, probabilmente si sono guardati in faccia, il pubblico li ha incitati, hanno detto è l'ultima partita di campionato, questi comunque sono morti anche con il pareggio, proviamo a vincerla, che non vuol dire che la vinci, e in effetti l'hanno vinta, poteva anche essere che proviamo a vincerla, la perdi in contropiede per una ripartenza. Che però è stato quello che ha annientato qualunque timido tentativo di poter provare a vincerla da parte del Io credo che il gol preso in quel modo abbia tagliato le gambe non solo alla squadra, al presidente, a noi tutti che vogliamo bene al Mantova ci hanno tagliato le gambe, perché dire porca miseria prendere un gol così, cioè, considerando che l'ultima partita che è quella che potrebbe darti la salvezza matematica, prendere un gol così, no, perché? Da dire che Festa nel primo tempo aveva fatto due parate, una eccezionale secondo me, considerando il fisico che ha lui, di reattività, andare a prendere una palla intera a fil di palo su un tiro molto pericoloso, quindi le cose danno da pensare. Poi è un ragazzo che a volte alterna queste situazioni, quando sbaglia il portiere ragazzi prendi gol e quindi non c'è mica niente da dire. Il problema è che l'hai preso a 7, 8, 10 minuti alla fine, non avevi più potenziale offensivo, o perlomeno rimanendo un solo giocatore come ti ho detto prima si riduce di moltissimo la potenzialità dei due invece attaccanti rapidi. Sei rimasto in 10, tutte le situazioni che vuoi, quindi io credo che fondamentalmente abbiano tagliato le gambe, perché non hai visto una reazione rabbiosa nella squadra nel dire vogliamo provare a vincere a tutti i costi, prendiamo 7 gol in contropiede, non ce ne frega niente, ma gli ultimi 10 minuti andiamo all'arrembaggio, anche con giocatori chiamati dalla panchina che mandassero a quel paese, il mister dice io voglio provare ad andare a vincere, no? Per esempio questa è una reazione di carattere, una motivazione che non si è vista. Cioè, la mia preoccupazione del play out non è tanto, giustamente dice il mister, ci dobbiamo ricompattare, dobbiamo fare perché abbiamo due partite importanti e giocando così difficilmente non superiamo i turni, e sono d'accordo con Sauro Frutti. Il problema è che andiamo ad affrontare un Lecco che ha fatto una rincorsa spasmodica fino adesso, è arrivato a centrare
i play-out, quindi lui arriva ai play-out caricato esageratamente fuori misura, noi arriviamo ai play-out morti e scarichi, sperando che in queste 2 settimane l'ambiente e tutto il resto riesca a rimotivare, a ridare quella carica ai giocatori per affrontare un Lecco comunque motivatissimo che di più non si può. Ce lo auguriamo tutti. Adesso dovremmo sentire un'altra intervista. Era diventato il possibile eroe della salvezza, perché il suo calcio di rigore aveva portato in vantaggio il Mantova e questa vittoria avrebbe dato il Mantova alla salvezza diretta. Purtroppo non è stato così. Abbiamo raccolto quindi le dichiarazioni alla fine di un non felice ma di un amareggiatissimo Giacomo Pettarini. Ok, dopo parliamo di play-out. Non sono ancora i play-out, però insomma non faranno mea colpa. Non oggi secondo me, a parte l'episodio dell'espulsione, che magari 11 contro 11, fino a quel momento avevamo fatto una partita secondo me perfetta, perché credo poche squadre siano venute qua con questo atteggiamento, con la voglia di proporsi e ribaltare anche l'1-0, credo in pochi qua abbiano fatto. C'è da fare i complimenti alla Pro Patria, anche se insomma rammarico è enorme visto come era andata la partita. Comunque sì, c'è da dire che purtroppo non oggi abbiamo deciso il nostro passaggio ai play-out, insomma. C'è da fare, insomma, con Montichiari e con Lecco potevamo tranquillamente portare a casa dei punti che ci avrebbero permesso di essere salvi già oggi, insomma. È stata una sconfitta che è stata un po' la fotografia della stagione, però un Mantova in grado anche di fare delle buone prestazioni che però poi rovina tante partite sul più bello. Sono state delle ingenuità nostre, perché 2-1 palla nostra, abbiamo perso, abbiamo preso il secondo giallo, espulso. Cosa devi fare? Questa è la fotocopia, sì, insomma, la fotografia della nostra stagione. Abbiamo ancora pochissimi minuti, lanciamo già i play-out che malgrado il Mantova dovrà affrontare. Il 20 di maggio incontrerà il Lecco in trasferta, il 27 maggio il Lecco nel ritorno. È possibile fare anche 2 pareggi per poter riuscire a ottenere la promozione, si fa per dire, allo spareggio poi definitivo con la vincente dei play-out dell'altro girone. Marco, un po' Claudio ha detto quello che serve, un po' anche ha spiegato le motivazioni diverse che accompagnano Mantova e Lecco. Che play-out ci aspettano? Perché effettivamente tra Lecco e Montichiari tutti ci auguravamo che il Lecco non completasse questa sua rincorsa di incontrare Montichiari. Noi l'abbiamo affrontato, bisognerà disinnescare la loro vivacità e soprattutto le loro giocate rapide che hanno negli ultimi 30 metri, dove possono diventare anche micidiali. Bisogna assolutamente addomesticare la partita secondo i nostri migliori canovacci, non lasciare a loro chiaramente le incursioni, le motivazioni e il grande entusiasmo che si traducano anche nell'entusiasmo nel gioco, perché noi abbiamo perso la partita contro di loro in questo modo. Quindi bisogna essere bravi a leggere molto bene la partita e a spezzare il loro ritmo, a costo anche di giocare in maniera chiaramente come tanti ben pensanti dicono all'italiana, che comunque ricordiamoci che è una delle migliori scuole italiane, le migliori scuole mondiali e calcistiche di sempre. Uno dei sistemi più redditizi. Io ho preparato anche una piccola clip mettendo insieme le immagini delle 2 partite che il Mantova ha fatto contro il Lecco, diciamo nella stagione regolare. Chiedo alla regia magari di farle partire intanto che faccio questa domanda a Claudio Turella. Claudio, che idea ti sei fatto però complessivamente del Lecco? Perché è una squadra che ha avuto una stagione disgraziatissima per 3 quarti, salvo poi questa clamorosa rincorsa, però anche all'andata, reduce da un 5-0 in casa col Bellaria, aveva fatto un'ottima prestazione, tanto che tra le squadre che abbiamo visto in casa contro il Mantova ci aveva impressionato positivamente. È una squadra che non dovrebbe essere in quella posizione lei, dove si trova. No, è una squadra che davanti è molto pericolosa, dei giocatori che sono molto pericolosi, l'abbiamo visto anche nell'ultima partita di qualche settimana fa, e quindi più che altro il problema, Nicola, è che quando arrivi nello spareggio play-out, chiunque tu incontri dipende dal tuo stato d'animo e dal tuo stato fisico e dal tuo stato mentale. Quindi tu potrai incontrare il Lecco, incontrare il Montichiari. Io ho detto prima, sì, il Lecco è più motivato rispetto al Montichiari, per esempio, perché ha fatto un recupero. Il Montichiari non ci è sembrato un granché nelle 2 partite col Mantova. Ecco, no, proprio questo paragone. D'accordo, però a prescindere, il problema è che comunque il Lecco è arrivato dietro di te, quindi noi abbiamo giocato male, lui ha giocato peggio, se vuoi, per l'arco del campionato. Sì. Di conseguenza dici,
devo capire come arrivo io, poi a seconda di come arrivo io Mantova, Lecco o Montichiari o chi vuoi mi può far paura o no. La motivazione che può avere in più il Lecco è quella di aver raggiunto finalmente, dopo una rincorsa esagerata, la possibilità di poter mantenere la permanenza in categoria. Invece il Montichiari la Pro Patria ci ha messo in difficoltà, però volevo dire a qualche amico che ci ascolta di sicuro da Busto Arsizio con me, sì, e a Sauro Frutti e a Pettarin, che il calcio è una ruota che gira, quindi questo tipo di piacere, sì, capiterà che il Mantova glielo rifaccia alla Pro Patria, non dico prestissimo, ma vedrai che succederà, il calcio è così. E qui mi fa piacere che Torella mi abbia seguito su questa osservazione che avevo fatto precedentemente. Siamo arrivati, credo, quasi in chiusura della nostra trasmissione. Questa doveva essere, ce lo auguravamo tutti, l'ultima puntata di TV Biancorossa, non che non ci piaccia stare in vostra compagnia, però speravamo di poter essere qua con i nostri ospiti a festeggiare la salvezza diretta del Mantova, e invece abbiamo la coda dei play-out che, se il Mantova dovesse passare il turno con Lecco, si prolungheranno fino al 10 di giugno. Noi adesso con Tribù Biancorossa cercheremo di studiare qualche formula per poter continuare a essere accanto a voi. Però questo ovviamente, di questo ve ne informeremo nelle prossime settimane, magari anche nel corso delle edizioni del nostro notiziario sportivo. Io intanto dico grazie ai nostri ospiti, a cominciare da Marco Ridile, presidente del Circolo Gianni Brera. Grazie. E a te. A Claudio Turella, responsabile del settore giovanile del Mantova. Grazie a voi. Allora, noi non diciamo niente, per una settimana ci prendiamo un meritato, si va per dire, riposo in attesa dei play-out, poi il 20 saremo allo stadio di Lecco, come sempre per tifare Mantova e per cercare di spingere i biancorossi verso quella che sarebbe una sospiratissima salvezza. Quindi arrivederci tra 15 giorni e mi raccomando, non perdete la speranza e forza Mantova!